non vada davanti addirittura allo stacco. Quindi direi di stare su questi due cavalli, anche se ovviamente le condizioni per giocarle sono opposte, uno deve farsela di fuori, l'altra in testa, quindi comunque vanno ormai, è tempo di cronaca. Sì. Ancora cavalli di 4 anni, questa volta sul miglio, sono in 11. Zombro Nordfro, Zara del Sile, Zalipan, Zippo Starlight, Zigzago P, Zagara dei Greppi. In seconda linea Zaffiro Como, Zinder dei Greppi, Zaira LL, Zori, Zenbaggins, favori per Zalipan in chiusura, numero 3. E subito Zalipan sfila in testa mentre sbaglia Zigzag OP, e Numero all'esterno 5, c'è Zigzag Zagara dei OP, Greppi che cerca di ricavarsi un squalificato. posto alla corda, vedremo se riuscirà a farlo. Riesce a scendere in seconda posizione davanti a Zara del Sile, mentre parte molto bene Zenbaggins dalla seconda fila ed è in quarta posizione in corda. Intanto 14,4 per Zalipan che va via a buon ritmo. In quinta posizione c'è Zombro Nord Fro, mentre per corsie esterne dovrebbe essere Zaira LL. Intanto 29,7 per i 400. Zaira LL si trascina Zinder dei Greppi, poi anche Zaffiro Como sposta all'esterno e così Zenbaggins rimane chiuso alla corda. 600 in 45,9 con Zalipan che continua a condurre nei confronti di Zagara dei Greppi, Zara del Sile all'esterno, Zaira LL che si trascina Zinder dei Greppi, a largo anche Zaffiro Como e Zori, chiudono il gruppo. Zombro Nord Fro. E quindi Zigzago P, intanto il chilometro in 1,16,5 viene via a questo punto in terza ruota Zinder dei Greppi anticipando Zaffiro Como. Zinder dei Greppi si porta in breve su Zalipan a 400 dalla conclusione, parziale in 15,1. Zalipan però allunga, si accoda in seconda posizione. Ora Zinder dei Greppi avanza invece, ma non è bello di andatura Zaffiro Como, prova anche Zenbaggins in mezzo alla pista. Ultimi 200 metri di gara con in vantaggio Zalipan, risale bene al largo Zenbaggins, Zalipan in testa, l'errore intanto di Zinder dei Greppi e così Zenbaggins è libero di andare su Zalipan Zinder dei Greppi squalificato, pizzicarla nel finale per vincere agevolmente. Al terzo posto dovrebbe essere Zara del Sile davanti a Zombro Nordfro, ma ovviamente ci sarà foto per il terzo posto. 30 intanto a chiudere, 1,15,7 Sandro Miraglia, segno con Zenbaggins, training di Lorenzo Baldi, la quota di 4,02 al totalizzatore. Dalla quarta posizione riesce a trovare la luce sull'ultima curva per scattare a centropista e giustiziare Zalipan che aveva tentato la fuga. Zenbaggins non le ha lasciato scampo, chiude molto forte al suo esterno e viene a vincere facilmente con Sandro Miraglia a segno. Training di Lorenzo Baldi, secondo posto per Zalipan, mentre al terzo dovrebbe essere il numero 2 Zara del Sile. Vediamo, sono tre praticamente sulla stessa linea, numeri 2, 1 e 7, probabilmente il numero 2 di Zara del Sile che riesce ad aver ragione di Zombro Nordfro e Zaffiro Como in linea.